Celebrata il 2 novembre la commemorazione di tutti i defunti, la ricorrenza della Chiesa Cattolica che ogni anno vede la partecipazione di molti fedeli. Nella città di Sora, presso il cimitero cittadino, le autorità civili e militari hanno ricordato con una toccante cerimonia i defunti e i militari caduti nell'esercizio del loro dovere. Il corteo dall'ingresso principale del cimitero si è fermato nei pressi di alcuni monumenti funebri dove l'assessore Sandro Gemmiti, in rappresentanza dell'ente comunale, ha deposto le corone di fiori. Nella cappella madre del cimitero comunale, il vescovo Monsignor Gerardo Antonazzo ha poi celebrato la Santa Messa alla presenza dei fedeli. Senza dubbio va conservata questa profonda tradizione radicata nel sentire comune del popolo di Dio, ma direi diffusamente in qualunque persona che abbia un senso minimo anche di memoria e quindi anche di rispetto per compiere questo atto di devozione che esprime la gratitudine nel ricordare coloro che ci hanno preceduto nella storia umana, nella storia delle nostre comunità, nella storia delle nostre famiglie. Poi in una visione cristiana questo è un atto anche di fede perché celebriamo nella visita al cimitero e soprattutto nel celebrare l'Eucaristia a suffragio dei defunti, celebriamo il mistero della vita. Sappiamo che la parola cimitero non significa il luogo dove si sta da morti, ma si riposa, si dorme. Questa è la parola cimitero, quindi è come una tappa anche questa ultima della vita, ma provvisoria, perché lascia il posto a quella risurrezione dei corpi che nella fede cristiana significa la certezza di una vita che non avrà mai fine. Il corpo affidato alla terra vive la sua decomposizione, ma la visione cristiana, la speranza cristiana afferma e dà certezza della ricomposizione anche del corpo con l'anima per poter stare davanti alla presenza di Dio in una vita di eternità beata.